cerca la verità. Sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Bene. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui con loro. Scordatelo. Sei quasi! Ti aspetta una gran bella vista, Lara. Aggrappati a me. Grazie. Guarda che bello. È fantastico. Ma la neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Il sentiero si inerpica sulla montagna. Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene, ma andiamoci piano. C'è un vento fortissimo! Dobbiamo solo continuare a muoverci. Ehi, anche se non troveremo niente qua su, tuo padre sarebbe fiero di te. Già, ma sento che troveremo qualcosa. Merda! Stai bene? Sono solo scivolata! Tutto a posto! Merda! Ci è mancato pochissimo! Lara! Stai bene? Jonah! Sono qui! Scendo e ti vengo a prendere! No! È troppo pericoloso! Posso arrampicarmi? Sei sicura? Tu resta dove sei! Devo saltare di là! Sì, ok. No! Sono morto. Bello.
afferra la mia mano. Presa! Merda, Lara. Mi farai venire un infarto. Va tutto bene? Sì! Forza! Sembra sia un passaggio obbligato. Capiva, bella. Niente male. Tempo peggiora, possiamo rintanarci in questa grotta. Credi davvero che troveremo la città scomparsa? So che è improbabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. Beh, direi che se dovessi nascondere una città perduta, questo posto dimenticato da Dio sarebbe l'ideale. Spero solo che la Trinità non sia arrivata prima di noi. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima. Che ne pensi? Ci siamo quasi, John. Lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok, vediamo che c'è lassù. Non dovrebbe cedere. Resta vicina alla parete. Ok. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venire giù del ghiaccio. Ok. Wow! C'è un bel po' di ghiaccio instabile qua sotto. Facciamo piano e con calma. Non mollare adesso. Occhio! Oh, merda! Ci è mancato poco. Riesci a saltare di là? Ce la posso fare! Oh merda! Non riesco a fare un salto del genere! Resta lì! Ti fisso una cima in vetta! Ok, ti do un po' di corda! Sei quasi, Lara! Vai così! Ci siamo! Vedo le rovine! Oddio! Oh, cazzo! Ti tengo! Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ah, ora ti tiro su! Oh, merda! Là! Guarda là! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Ok, ecco. Forza, Lara! Ah! Ah!
Non riesco a tenerti! La corda scivola! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Andiamo! Andiamo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Sto giù, fa schifo. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Andiamo! Andiamo! Forza, Lara! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Ma dai, che dolore. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Ok, ecco. Andiamo! Andiamo! Ma dai, no, più la tutto come merda. Ma fa schifo. No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Bla 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 bla. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! Cazzo! No! Ma fa schifo No! sto ghiaccio, che si rompe. Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Andiamo! Andiamo! Lara! Ghiaccio di merda che si rompe solo. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Ok, ecco. Forza, Lara! Allora. Ma fa schifo.
di merda. Allora. No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Grazie, che cazzo è? Schifo. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Ok, ecco. Andiamo! Andiamo! Che cazzo è? No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Gioco da merda. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! No! Che gioco di merda. Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Allora. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Andiamo! Andiamo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Lo butto sto gioco a terra. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Ma vaffanculo. Controllo e merda. Vai, L2. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Andiamo! Andiamo! Che serve?
Non cercherò mai fare. Ok. Allora, gioco bastardo. Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Ma buttati là! Che ghiaccio, stronza! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Andiamo! Andiamo! Come cazzo devi fare? No! No! Spacchi! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Lo sapevo, che gioco bastardo! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Cazzo! Ma... No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Allora, giù da me. Allora, avanti. Poi niente. Lara! Giù da merda. Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Andiamo! Andiamo! Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! Ma dai! Gioco da merda!
riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Andiamo! Ma poi un altro, avanti indietro, avanti indietro. Ah, se c'è là! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Dai! È una... Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Andiamo! Andiamo! Forza, Lara! Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Andiamo! Andiamo! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Andiamo! Andiamo! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Andiamo! Andiamo! Cazzo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Lara! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato!
diavolo! Non resisterò a lungo! No! No! Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Andiamo! Andiamo! Lara! Arrampicati! Arrampicati! Dai, dai, dai! Torna indietro, Jonah! Vai al rifugio! Ok, con tante cose che ho buttato, ce l'ho fatta. Dai, però carica, avevo sentito merda. Bello però così. Questo sia bello così. Sì, ma... L'aspetto più crudo. No, vabbè. Della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa, polvere e la nostra anima sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità.
Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Ana, io non potrei mai perdonarmelo. Penso sì. Scusami, davvero. Cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre, non stava bene. No! Stava per fare una grande scoperta. La prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Ana. Aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Sì. Allora. Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che non so spiegare. Ora capisco quello che ha passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. So deve portare il culo. Io. Allora. Sì, esagerati. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Ana. Non so mai quanto conto aspetto.
Ehi, stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nei canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. C'è qualcosa che non va. Quella è solo la milizia locale. L'hai detto a qualcuno, vero? Quelli pagavano più di te! Che Merda, non dovevano spararci addosso! Andiamocene da qui! Una vroom del cavolo sta. Ok, poi anche buono. Aia. Non torna indietro. Deve essere qui. Cerca nel culo. Mamma. Mamma. È finito. Un secondo. Le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Qui c'è qualcosa. Forse ci sono. Bella. Ah sì, sono qua. Ragazzi, ci siamo arrivati. Incredibile. È una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola... Profeta! Ci sono. Come si fa qualcosa? Sì. Ah. Beh, no, non facciamo niente. Papà aveva ragione. Qui viene raffigurato mentre compie il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Non so cos'è. Sto cosa. Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli, trucidato ingiustamente per mano dell'ordine della Trinità. Bello.
niente. Non posso passare. È una specie di stele. Livello... Ci sono scritte in bizantino, ma non riesco a tradurle. Posso scriverlo? È una specie di stele. Ci sono scritte in bizantino, ma non riesco a tradurle. Condusse i suoi attraverso il deserto, fino all'oasi. Adesso lo lascio. Tutto qua. C'è un buco. Un'entrata segreta. Ora un pugno di gelo, ti spacca tutto. Ok. Entro, esco, resto. È incredibile. Già. Se solo papà fosse qui. Voilà, ok. Cazzo. Ma... Dove sono andato? Aspettate. Bordi. Ok, sì, sì. No! Oh, è giù? Ah, ok. No. Buttate il culo. Sono già qui. Devo riuscire a entrare. C'è un monte, sono casca. Gioco importanza. Non cadere, temendo. L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Si gioca bene. Però non ce l'ho scritto.
Dannazione, andiamo. Andiamo. Siamo due allora, senza tagliare. No. Non ci mangiamo. Ma che cazzo. Bello. Esplorare i passaggi della C'è stata tomba. una battaglia qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Il profeta. Ucciso dall'ordine della Trinità. No, sai. Oh cazzo. Diavolo, ci è mancato poco. Ah, tutto lui. Io direi di... Avanzano a forza di esplosione. La cosa è quella. Quella parete non sembra molto resistente. Ma come cosa devo... Oh cazzo. C'è qualcosa che... Dovrebbe essere... C'è dell'acqua lì dietro. Se riuscissi a distruggere il muro potrei alzare il livello. Che cazzo devo fare? E te lo so. Ma sei questo qua? Usa X, fai tutto. Ma non lo sapevo, vabbè. Vicino.
Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma che cazzo serve? Devi darmi là. Devo riuscire ad arrivare più in alto. Forse alzando il livello dell'acqua. Naturalmente. E ti pare... Come cazzo ci vogliono? Bello. Bello, bello. No. Ma è... Quella paratoia non fa passare l'acqua. Forse posso sollevarla. ma che... No. Del tesoro. No, no, devo scudare la sua Merda, stanno per entrare. Figlio, l'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa tomba in un... Vabbè, ciao. Morta male. È morta male. Devo alzare il livello dell'acqua. Mio signore, quello che dice è impossibile. Queste mani hanno... Vabbè, ciao.
Quella parete è fragile. Dovrei riuscire a sfondarla. Oh là là. Là, ok. Dove? Ma dove? Se riuscissi a salire su quella trave. No, come si salgo? Come salgo? Non deve salire da quella trave. Monete. Bene. Se riuscissi a salire su quella trave. Se riuscissi a salire su quella trave. Posso capire. Ah, più veloce.
Bella Andrea, bella, bella, vediamo come fanno, bella. Vuota! È vuota! Ah, No. no. Bello. No! Dove ho sbagliato? Ehi, è qua giù! Bella giù. Si lontano, si vede. Piazzate le cariche! Vai, abbasso. La tomba del profeta. Dopo tutto questo tempo. E il manufatto? All'interno, se Dio vuole. Eccola. Apritela. Ma fate piano. Potrebbe essere estremamente pericoloso. Esatto. Chi diavolo sei? Sei una donna intelligente. Suppongo che tu già lo sappia. La Trinità. Dov'è il manufatto? Non so di cosa tu stia parlando. Non fare la spiritosa con me. Sei stata tu a condurci qui. Senti, era vuoto quando ho aperto. Non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. Già lei. Tutti giù! Bello. Bella sparata. Vai, Sani. Via, via, via! Ci sono quasi! Perché la... Ma cos'è? Fa manifesto? Manifesto la si chiama?
Vai ragazzi, belli. Oh, Jonah! Lara, vabbè, Ho così tante cose da dirti. controllo da merda. hai trovato la tomba del profeta? Sì, ma mi hanno seguita. Cosa? Chi? Si fanno chiamare la Trinità. Hanno provato a uccidermi. Diavolo succede qui? Cominci a spaventarmi. La tomba era vuota, ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che cercava tuo padre. Sì, e c'è dell'altro. Nella tomba c'era questo simbolo. Ero sicura di averlo già visto. Stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata. L'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima... dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. E che c'entra con il manufatto del profeta? Lo stesso simbolo. Lara, Se la sorgente divina è nascosta tra le rovine di Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. in Siberia? Stai scherzando? Pensaci. Se questa cosa potesse davvero svelare il segreto dell'immortalità, a noi cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte, sparite. Ma non ti sembra una follia? Jonah, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Potrebbe essere vero. Non mi importa che sia vero. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa, non c'entri. Se l'è andata a cercare. Non posso deluderlo. Tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Jonah. Lara! Oh mio Dio! Fermo! Lascia quel libro! Non puoi fermarci! Merda, Lara. Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Jonah. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Si va in Siberia, allora. Sì.
Giona, mi senti? Sono al rifugio! Giona! Giona, se mi senti, torna indietro. Non venirmi a cercare. Devo farlo da sola. Ho sbagliato. Trova. Mi serve un rifugio. Capito. Cazzo. Devo andare avanti. Coraggio, puoi farcela. Muoviti. Un vecchio accampamento. Ok. Devo accendere un fuoco. E con cosa? Allora, raccogli. Ok, Ok, dovrebbe andare. uno sta. Non basterà a farmi superare la notte. Devo continuare a cercare. È abbastanza secco. Brucerà, spero. Altro. Ucciso da poco. Niente cade. All'accampamento ora. Dai, forza! I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il manufatto è qui, lo troveremo. E i discendenti? Continuano a opporre resistenza. Ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Bene, la Trinità confida in voi. La Trinità. Più resistenti. Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. Ma non morirò. Non posso. C'è qualcosa qui. Ci deve essere. Altrimenti la Trinità non sarebbe in questo inferno di neve. Spero solo che Giona stia bene. Che abbia trovato la strada del ritorno. Non voglio mettere a rischio la sua vita. Non di nuovo. Non riuscirei a sopportare il dolore di perderlo. Questo è il mio cammino. Solo mio.
Aia. No, Fabio mi serve, ok. Ah, già lo prendiamo, ok. Abilità. Andiamo. Raggio rapido, yes. Ok. Ci sono delle rovine. Opera del mondo. La Trinità. Sono qui. Comando, mi ricevete? Oh, merda! Oh, merda. Che diavolo era quello? Squadra di ricognizione, qui è la vedetta, rispondete. Squadra di ricognizione, rispondete. Il segnale dell'ultima comunicazione era disturbato.
Devo scappare. Cazzo di orso di merda. Ma fatto. Devo stare attento. Na 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 na. Che cosa devo fare? Non sai cosa devo fare. Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Ma faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. È solo un attimo, tesoro, devo rispondere. Devo fasciare questa ferita. Queste foglie dovrebbero fermare l'emorragia. Mi serve una benda o qualcosa di simile. Una struttura abbandonata dai tempi della guerra fredda. Che diavolo ci fa la Trinità? Ora va meglio. Altre rovine mongole. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso. Quelli sono funghi velenosi. Fanno proprio al caso mio.
Potrei ricavare qualcosa di utile da questa roba. Dovrei tornare all'accampamento e provare. Devo riposarmi. Ho freddo. Sono stanca. No, ascoltami tu. Questa scoperta è troppo importante. Me ne infischio della mia reputazione. Non mi starai minacciando dopo tutto quello che ho fatto. Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi! Mi fai paura. Ci sono quasi, Lara. Sto scoprendo qualcosa di importante. Un giorno. No. Capirai. Io non voglio capire. Voglio che tu la smetta. Che torni a essere il mio papà. Sofia, non fermarti. Forza, ce li abbiamo! Corri, vai, vai! Eliminatela! Ciao Giovanni, bello. Ma su un che sono. Tutte le squadre a rapporto. Com'è la situazione? Passo. C'è un altro accampamento qui. Braccia ancora calde. Non... Sì, l'ho visto, ma io mi fuori coglioni. Non mi basta, direi.
Comando, ci sparpagliamo per ritrovare le tracce. Roger, ma pare si siano ritirati. L'obiettivo principale è ritrovare la squadra di Rick. Secondo me è meglio per te. Che te vai di qui, secondo me. Merda. Spargete la voce. I nativi hanno piazzato trappole nella radura. Le hanno preparate per noi. Ci stanno braccando, cazzo. Non si stavano ritirando, era tutta una finta. Sono ancora qui intorno. Mamma mia. Hanno terra. Dove mi hai mandato? Attaccati alla radio e vedi di contattare la base. L'ultima cosa che sappiamo è che erano sotto attacco, poi più niente. E pochi minuti prima i nativi ci avevano assaltati fuori dalle rovine. Poi si sono ritirati, hanno lasciato la base, ma è stata tutta una messa in scena ben coordinata. Vogliono dividerci. Gli informatori non hanno capito un cazzo. Questi non sono poveri contadini. Già, tattiche di guerriglia. Appena ci hanno visti, sapevano di dover fottere le comunicazioni. Cazzo. Dovremo usare i protocolli antisommossa e non rientreremo nei tempi previsti. Non piacerà a Constantine. Ci stanno attaccando! Vediamo un po'. Mira sul gioco. Ormai siamo quasi pronti. Sono arrivato in Siberia con quelli del primo volo per ripulire la vecchia base sovietica. Ora arriva nuova gente in continuazione. Constantine ha fatto un discorso ai nuovi venuti e sono rimasto a sentire. Lo ascolterei per ore. Ah, ok. Le sue parole mi piacevano anche prima, quando non ero credente. Ma ora è diverso. Ora ho capito che non sono solo parole, sono la verità. Avevo perso la strada, ma la Trinità ci unisce in un cammino comune. Ci ha dato uno scopo. C'è un mondo nuovo che ci aspetta. E anche chi non ha fede potrà fare la sua parte. O contro? Che sei con lui? Tra un soldo, tu avanza a te. Se tu sei con me. Siamo anche amici. Tani. Allora metto un mutatore. Le tue di... questo è. Come sai Giovanni, lui è in ospedale, mi sa. Da ieri. Un X, tutta grande. Ah no. Oddio, non ti trova. Ah, sei Stream, non so qua se tu ve lo di, guarda. Questo è D, tu.
E tu, questo D. No, l'ha fatto mandare. Vero, LOL. Avrà. Con la X grande come foto. Qua c'è scritto uniti. Ah, ma cosa è in inglese? LOL. Basta così? Niente. Bello, bello. Oh, ma Forse abbiamo un problema. C'è qualcuno? che male c'è? A tutte le squadre, state in guardia. I nativi hanno imbottito il bosco di trappole. No. Adesso. Ok, vai. Aspetta. Attenzione, il segnale è ancora debole. Aspettatevi interferenze su tutte le comunicazioni. Non c'è modo di abbatterla per ora. Esatto. Aspetta, un borsone. Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo. Bello. Ma... io sono anche su TikTok comunque, se vuoi. Qui di sopravvivenza.
Due tic, due te vedi. Guarda qua io. Vabbè. Allora. Bella vedrai. Marina. Dai, ma visto, cazzo. Perché sono andato là? Volevo. Sempre qua, volevi. Due in uno. Ma come? Ma comunque domani c'è che domani. Ma che caso non vedo. Kit, ma di kit. Vuoi scendere? Volevi. Siamo tre, belle. Oh cazzo, mettiamo cagando addosso. Vado alla storia, la missione. La storia, la missione. Allora, gioco comunque, ragazzi, che bello. Vai, salire. Merda, è ancora lì. Ballata. Oh, va bene. Ok. È troppo stretto per combattere. Un attimo ragazzi, che non abbiamo iscritto al canale. Mettete like e condividete la live, ok? Un attimo.
Ok. No, cosa ne devo fare? Boh. Allora. Forse. L'aircraft. Meglio tirarlo fuori. No, la puoi scordare. La puoi scordare? No. Perché sono ragazzi? Cosa muore? Che paura. Devo morire. Oh, mosso di merda. Sono morto. Culo, sono morto. Comunque Giovanni, se vuoi come si secondo su, cioè non là allora. Secondo su, cioè, secondo su Instagram, se vuoi. Se è vero. È troppo stretto per combattere. Meglio tirarlo fuori. Cosa spaventare? Allora. No, dai. Osso di merda. Osso di merda. Osso di merda. Merda, è ancora lì. Ho guadagnato tempo. Beh, avrei sì, bello. Perché non dai. Contro la cosa.
ma non muore. Bello. Pacchetto vediamo. Aia. Che schiena, che dolore. Ho cercato di raccogliere più. Ma che cazzo? Guarda platino. Merda, sarà gelida. Una punta di freccia intagliata nell'osso. La fattura sembra mongola. Questa era una freccia fischiante. Gli arcieri mongoli le lanciavano sui nemici per spaventarli e confonderli. Niente. Ok. Aggiornamento disponibile. Arco. Arco potenziato. Buta. Istinto animale. Ora siamo ragazzi. Una galea da guerra bizantina. Come diavolo è arrivata qui sotto? Non lo sapevo. Ma... Ok.
Come cazzo se vado? Che minchia. Allora, guarda che cazzo. È di origine mongola, ma sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Una spilla bizantina. La smaltatura è stupenda. A questo dipinto hanno cancellato il volto. Probabilmente ritraeva il profeta. Devono essere stati costretti a nascondere la loro fede. Bello. Nascondono il loro fede. Bello, bello. Complimenti. No, che bello. Come dice qualcuno. Bello. Sta congelato? No! Che cazzo era? Il profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte lungo un sentiero tortuoso, intorno ai confini dell'Impero d'Oriente. Non so dove siano diretti, e credo che neanche loro lo sappiano. Ma sanno che non gli daremo pace, finché non avremo eliminato la sua eresia. La gente comune delle terre di confine gli ha dato riparo, ed è strano che nessuno di quelli che l'hanno aiutato mi dica qualcosa di utile. Rimangono in silenzio, persino quando li minaccio con la violenza della Trinità, o gli punto la lama di un coltello alla gola. Muoiono senza mai rivelare ciò che sanno. Il profeta ha una strana influenza sulle persone. Motivo in più per metterlo a tacere. Grazie. Perché so andare. Ecco. Vedi? Posso calcare? Ok. Non sono tua nemica. Questo è tutto da vedere. Prima hai ucciso quegli uomini. L'ho fatto per sopravvivere. Credo l'abbia fatto anche tu. Da quanto tempo sono qui? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Tu e io siamo dalla stessa parte. Spero di poterlo dimostrare. Che sta succedendo laggiù?
Allora, questo posto è abitato. Queste persone sembrano essere qui da molto tempo. Hanno vissuto... Non posso fare niente per lui adesso. Era saputo che Constantine sta scendendo dalla prigione. Vediamo di sistemare tutto prima che arrivi. Ehi, mi ricevete? Cazzo, dobbiamo ripristinare le comunicazioni. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia 3 uomini armati. Non ho idea di come abbiano fatto a prendermi. Vado a dare un'occhiata e torno. Chiaro. Che diavolo! Un momento, c'è qualcosa. Andaccia pure che tu sei morto. No, commento qui. Ne arrivano altri. Già nel tuo amico, Era l'elicottero di Constantine. Che cazzo ci fa? Torno subito. Attenzione. Contatto! Via con il fuoco di copertura! La vedo, di là! No! Ragazzi, questo gioco fa schifo. Manca scherzo. Comunque bella Crazy Life, bella. All'istante. Sono piene di munizioni e non possiamo giocarci. Siamo al sicuro. Tra qualche minuto non serve fare. Esatto. Che cazzo era? Siamo soli. Era l'elicottero di Constantine. Che cazzo ci fa qua giù? Non ne ho idea. Hanno preso uno dei nativi e lo stanno interrogando. Ma ci è costato 3 uomini. Vedo che il comando vuole sapere cosa hanno fatto. Siamo sotto attacco! Rastrelliamo la zona. Andiamoci.
occhio ai cespugli, potrebbe essere ovunque. Non c'è so che sei andato, sono due. Eccole là. Eccola lì! Abbiamo compagnia! Faccio io! Ti uccido! Anche tutta la tua famiglia, tutti, moriranno lentamente sotto i nostri occhi. L'Armata Rossa... Avete fatto fuori qualche serbatoio di carburante, ma non basterà certo a rallentare. Credete davvero di poterci ostacolare seriamente? Intruso! Sta ricaricando, sparate! Avanzo!
hanno preso. Mi hanno imprigionato. Devi... Oh no. No, no, no. Quella. Ma cosa? No. Sì, non corrisponde. Ecco qua. Mi serve un modello. Guarda, bello. Ma come cazzo si deve andare qua tutto? Un gioco da merda. Non la posso. Fammi andarci. Non ci può. E poi come cazzo devo andare? Come procede? Non so se riusciremo a bloccare la perdita. Se non funziona dovremo bloccare il condotto e aspettare una nuova valvola. Non sarà facile trovare pezzi di ricambio qui. Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa ci sia in gioco in questa operazione. Sì, ma... No. Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Tranquilla. Tranquilla. Non devi temere il dolore. L'obiettivo è a portata di mano. Dobbiamo stare allerta. Se ci riusciamo, un mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Se avrete fede, ci uniremo alla gloria della sorgente divina. Che ne facciamo? Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Sta affare a 50 anni. Se abbiamo ancora problemi. Bene, chiudiamola. A quella cosa non possiamo permetterci altre perdite. Ok, ci penso io. Tieni fermo quel pezzo. Dobbiamo riuscire a fare leva. Un momento, do un'occhiata. Roger. Un momento. Vado e do un'occhiata. Ho sentito qualcosa. Vado a vedere.
Abbiamo compagnia! Eccola lì! Coraggio, fatti ammazzare! I miei occhi! Ti aiuto! Devo trovare come distruggere il serbatoio. Konstantin è qui. L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. È violento e pericoloso. E peggio ancora, sembra completamente invasato, perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho... Se entro da lì mi vedranno. Deve esserci un altro modo. Ci sono vittime! Non sparare, non sono tuo nemico. Chi siete voi? Non c'è tempo per le presentazioni. Se cerchi risposte, ascolta attentamente. Siamo riusciti a distruggere la vecchia antenna radio, ma possono ancora tenersi in contatto grazie ai ripetitori.
Dobbiamo distruggerli. Se mi aiuti, dirò agli altri che possono fidarsi di te. Me ne occuperò io. Bene, non abbiamo molto tempo. Ripetitori. Deve averli installati la Trinità. Questi segni non sono stati i rossi a lasciarli. Forse è un avvertimento.
Devo riuscire ad estorcere altre informazioni al prigioniero. Se dovrà farlo Constantin, non sarà per niente felice. Faremo più pressioni, ma lui ha chiaramente una vasta esperienza con le tecniche di interrogatorio. Crediamo che sia il leader dei discendenti. Deve sapere qualcosa della sorgente divina. Scopri i suoi punti deboli. Inventati qualcosa. Questo prigioniero. Forse posso trovarlo. Spero che tu abbia ricevuto il mio ultimo nastro in tempo. Sto prendendo l'abitudine di registrarti questi messaggi. Ana dice che ogni tanto dovrei staccarmi dai miei libri e dalle mie carte per ricordarmi perché sto facendo tutto questo. So che mi odi per essermene andato, ma un giorno vedrai che ne sarà valsa la pena. Tutto questo non sarà stato invano. Ti saluto con affetto. Impegnati negli studi. So che il tuo lavoro era davvero importante, ma all'epoca non mi sembrava così. Tutto questo mi ha comunque insegnato a essere indipendente e a prendermi cura di me stessa. Lezioni che si sono rivelate molto importanti. Vabbè ragazzi, devo dire sul video, si vede più tardi, bella, oggi stanotte, questa sera, bella a tutti, devo dire. Grazie per il supporto, bella a tutti ragazzi. Questa live condivide la live ragazzi, guarda la live, iscrivetevi al canale, con la campanella, bella.